Il virus apre anche la chiesa del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il corrispondente Raffaele Genà. La basilica è aperta, ma il portone resta chiuso. Sono passati 2 mesi esatti da quel pomeriggio di marzo, quando il vecchio portale di legno del Santo Sepolcro veniva chiuso per le misure anti-Covid alle spalle dei monaci che vivono all'interno. Da oggi le celebrazioni pubbliche sono di nuovo consentite, ma con limiti severi, non più di 50 persone alla volta, che rendono l'accesso ai fedeli estremamente difficile, se non di fatto impossibile. È un segno di progressivo ritorno verso la normalità, perché non si passa dalla situazione eccezionale a quella normale in un baleno, esattamente come nella vita delle persone non si passa dalla malattia alla guarigione all'istante, ma c'è di mezzo anche la convalescenza. La delusione dei fedeli che sono qui dalle 5 del mattino ma non sono riusciti ad entrare all'interno della basilica. Noi siamo arrivati qui alle 5 stamattina perché c'era arrivata notizia della riapertura del sepolcro alle 5. In realtà abbiamo aspettato una mezz'oretta fino alle 5 e mezza e non è successo niente. Purtroppo non è andata come ci aspettavamo, però comunque un momento storico e importante, emozionante. E si apre oggi in Israele il